Allora, Desiree, Dimmi, caro, dimmi, ho dimmi. ricevuto 9.646 messaggi. Dai, non ti sei tasata la casella? Eh? Testa, non sei tasata? Cos'è? Non ti... Perché tu vai a sottolineare, capito? No, Non se ne era devo dire accorto una cosa, nessuno. scusami un attimo. Che vado alla scemo, mia raga. camera. No, dai, non c'è Allora, bisogno. devo parlare con la mia Dai, camera. non c'è bisogno. Allora, Ma non 9.647 è vero, messaggi quando mai? che elogiavano la nostra trasmissione. Ma che dici? Ed è arrivato qui il presidente statunitense dei cuochi addirittura. americani, Mamma Latina, mia. tutta l'America, Sergio Smeraldo! Un È qui applauso. con noi, Bravo. Cioè, tu ti immaginavi? Bravo. E No. viene, No. lo sai da dove viene? Da dove viene? Dal New Jersey. Addirittura dal New Jersey? Sì, è venuto in pullman, che c'è una linea di Ma pullman. veramente? Sì, Ecco, sul ponte... Sì, sul quello ponte là? di Broccoli. Bene, in fondo, io volevo dirti che... Cosa? In fondo In fondo mi vuoi bene. Diciamo certo, questo. quello senza Partiamo dubbio. da questo. Anche se tu ci provi, ma io non... Ma non è vero, ma ci provo che? Ma che dici ci provo? Allora, Poi la signora, gente sa che allora, pensa. scusate, Ma quando mai? Ci Dai. prova, è che a me non piace solo per una cosa, è una bella donna, ma a me le doppie punte... Non gli piacciono, e vabbè. E allora, stavo allora? dicendo che in fondo parliamo di fondi. In fondo, Fondo? non lo so. Fondo che? Fondo. Fondachello. Allora, facciamo il fondo bruno. Sì. Come si fa il fondo bruno? Con il colore, quello la testa di moro. Esatto. Prendiamo una teglia. Sì. Te la ricresci. Mi dai quelle ossa, per favore? Vedi. Articolo semplice, ce lo facciamo dare dal nostro macellaio, gli dice mi dà un po' di ossa di costa, così. Li andiamo a mettere qui, e le andiamo a mettere in forno. In forno, le ossa in forno, Sì. buonissime. Queste ossa serviranno. Senti, produzione, io non ci voglio stare più. Cioè, veramente, Trovatemi c'è qualche molto da altro, mangiare. perché- sì, Cioè, sai quando dici sì, ossa, dici che cosa? Ma è trasmissione seria questa? Basta. Dai, per favore, basta. Dai, c'è il basta. presidente oggi, per favore. Allora, c'è il presidente Dai, Sergio dai, Smeraldo e dai. noi facciamo così, dai. Allora, noi faremo Sì. questa base di fondo bruno, Sì. d'accordo, che Sì. andremo a condire poi come seconda ricetta i ravioli del plin, Con le ossa che fai? il fondo bruno. Ah, tutto chiaro, ragazzi, è chiarissimo oggi. è E proprio- allora, le ossa devono stare abbondantemente al forno, si devono proprio insquacchire tutto a Tanto, trattare dico, va. e tenersi tutta la parte gelatinosa scura all'interno. Non c'è così. pericolo. Mentre le nostre ossa sono in forno, Ma l'osteopata ci hai parlato? Dico, che dice no, dai, vieni qua. Totino, torna. voglio dai. sentire il grido della direzione che mi dice torna. Dai! Va bene. Ma le ossa, rimarchi sempre questa storia delle ossa. Allora, guarda dico. come si fa. Allora, Prendiamo questa pentola. sì, È una ricetta che comunque non è una ricetta di tutti i giorni, voglio dire. certo. Però sai, la curiosità dice faccio un bel pranzo di Natale, di Pasqua, o un pranzo che mi piace Le così, ossa. e voglio mettere questa demi-glace che si chiama così, o fondo bruno, che dà una certa sciccheria. Una sciccheria. Poi andremo a fare i ravioli del plin, certo. che hanno questa particolarità, sono condite Col con la salsa demi-glacé. bruna, brava, col demi-glace. Abbiamo messo questo, termini. mettiamo un po' di olio. Allora, iniziamo da qua. Mettiamo un Mi po' dai di un olio. cucchiaio? Io non ho capito niente, ragazzi, per la puntata di oggi, ma non è un problema. Voi Sarà seguite. spettacolare, seguite. Ne verremo a capo in qualche modo, ne sono certa. Non vi Vabbè. preoccupare, Il fidiamoci fatto che non l'ha capito del lei non è nostro che- Totino, fidiamoci. C'è qualcosa a che fare con le ossa, ho capito, però non è detta l'ultima parola, non è detto. Non Ecco è detto. Seguitela. Dopodiché andiamo a prendere che cosa? Le ossa Le ossa, appunto. che abbiamo messo in forno. Dai, Giusto? vai. Vediamo Eccole come qua. sono. Guarda come sono diventate. Belle. E le mettiamo dentro. Ah, le metti qua a soffriggere? Così, dentro proprio. Dammi un cucchiaio di legno. E facciamo così. Ci spruzziamo del vino rosso. Vino Me lo rosso, dai? certo.
perché il fondo bruno, Esatto. vedete, tutto sta venendo a galla. C'è il fondo Hai visto? bruno, vino rosso. Vino Vado, rosso, metto? vai. Quanto? Ti dico io basta. Va bene così. Facciamo Un questo. po' di sale vuoi mettere? Ancora no, Le perché ossa col dobbiamo... sale? Lo sai cosa ci aggiungiamo qui? No. Ci aggiungiamo un poco di concentrated di pomodoro. Di pomodoro, di pomodoro. Ma proprio una lacrima sul viso, così, guarda. Per cui abbiamo messo un cucchiaio di concentrato di Sì, pomodoro. bene. Va bene? Sì. Andiamola via così e mescoliamo. E mescoliamo. E mandiamo su la fiamma come l'abbiamo già mandato. Senti che ancora c'è l'odore del vino, vero? Sì, bisogna alzare la fiamma. E mi serve anche uno spicchio d'aglio. Dai. Ecco. Uno spicchio d'aglio che andiamo a mettere nella sua interezza. C'era quel mezzo enorme, ci mettiamo questo, Mettiamoci questo. così. Dai. Appena cominciamo a sentire che non c'è più il pungente dell'alcol e del vino, Sì. ti faccio vedere che magia dobbiamo fare. Va bene, ci sono. Andiamo al frigo. Ah, dico prepararlo prima no. Ecco, il ghiaccio lo preparo prima. No, vabbè. È un squaglia. Cioè, preparare il ghiaccio prima ce ne 5 vuole. minuti prima, dai. Ora vedi? Allora, Senti che non cominciamo a sentire più l'odore. si sente il fondo, guarda si sente il bruno guarda qua, brunito. Ghiaccio. Il ghiaccio metti dentro? Esattamente. A cosa serve il ghiaccio? Il ghiaccio da far fare uno shock termico. T'agghiacciano mossa, t'agghiacciano. Il colpo di grazia, ragazzi, l'artrite, l'artrosi. Va bene, E allora. andiamo a coprire con il coperchio così. Allora, cosa serve il ghiaccio? Crea lo shock termico. Dai, lo sapevo. Il ghiaccio ovviamente serve per lo shock termico, è Bravo, normale. bravo, bravo, Cioè, bravo. la ricetta di oggi, ragazzi, è di una proprio Semplicità. linearità. Esatto. Come vedete il ghiaccio è squagliato Il ghiaccio è... e continuiamo a fare questo tipo È di abbastanza cottura. scioccato? Bello così, va bene? Sì. Poi che cosa facciamo? Nel frattempo prepariamo il ripieno per i ravioli del plin. anche I quelli ravioli là. del plin, sai che cosa sono? Certo, lo so. Cosa sono? I ravioli del plin. Cioè di cucina non ne capisce niente completamente e me l'hanno messa a fianco, vergogna. Dai, poi la gente ci crede. Perfetto, allora, per fare il ripieno dei ravioli del plin, Ci serve il plin. Giusto? sai perché E plin? i ravioli. Lo sai perché plin? Perché siccome il raviolo del plin viene fatto con questa pressione Ah, di dito, quindi è plin, questo il qui si tocco. chiama plin in francese, ragazzi, il tocco. in torinese. E È in torinese. andiamo Allora, a mettere la carne. dai. La sminuzziamo un pochino. Questa carne che cos'è? Mi è rimasto del bollito a casa. Facciamo il plin. Facciamo i ravioli del plin. Certo. Capito? Bravo. E mettiamo questo così e tagliamo. E andiamo a mettere così nel frullamento. Bene. Capito? Qua. Poi Poi? abbiamo le verdure che avevamo messo per fare il bollito. Me le le mettiamo, aggiungiamo facciamo i pure. ravioli del plin? Se avessimo, che ne so, degli spinaci, qualcosa di verdura, possiamo metterlo pure. Noi abbiamo una cipolla. Capito? E l'abbiamo messa. Ecco. Rispostiamo questa. E andiamo Ah, a frullare. dai, frulla tutto. Dimmi via. Via. Ho alzato la mano attaccata. A questo punto A questo punto, aggiungiamo il parmigiano, me lo dai? certo. E un cucchiaio, grazie. qua. E un cucchiaio grazie.
e aggiungiamo il parmigiano qua così, grazie. E facciamo andare di nuovo così fino ad ottenere un composto secco che ci saprà nel taratapata. Chiarissimo. E svuotiamo questo, te lo do gentilmente, lo posi, grazie, attenta a tenerlo di sotto se no cade. Questo lo togliamo pure. Attento se no ti tagli. Visto come è venuto il composto? Sì. Sì, bello diciamo stretto, così deve Com'è che non lo vuoi venire. assaggiare? Così deve venire, dico. Certo. Hai Che bisogno deve che io riempire. l'assaggi? No, non è che io ho bisogno, mi stranizza. Vuoi sapere se c'è sale, mi non c'è preoccupo per sale? te, capito? Sai, perché tu col sale ogni tanto Sì, te lo sì. scordi, eh? Sì. Come infatti Fammi tu vedere. assaggi 2 o 3 volte per questo motivo. Ah, ci vuole un po' di sale. Sì. Un po' lo metterei. E mettiamo. Vado? Sì. L'unica forma in cui lei è operativa è quando assaggia, dice un po' di sale, perché assaggiare? Allora, allora? riprendiamo questa ricetta di oggi. Questa qui l'abbiamo fatta. Mettiamoci qui. Ora ci fermiamo un attimino. E che facciamo? Qua. E andiamo a preparare l'impasto del plin. L'impasto del plin abbiamo fatto una parte farina 0 e una parte 00 e una parte di farina di rimacino. Una parte di farina di Di rimacino, di semola, così. Ora li stendiamo e ti faccio vedere il plin come si Vai. fa. Questo si può togliere, così, e dobbiamo però mettere l'acqua per la pasta. L'acqua, certo. E voilà, e questa qua. E la facciamo partire ed è partita. Adesso prendiamo una boule sempre, che ce l'abbiamo qua. Mi dai la pizza, me la dai una pizza, me la dai una pizza, grazie. E portiamo via le ossa. Allora, questa ha diverse fasi di cottura. Questa è la prima, togliamo le ossa e poi lo andiamo a restringere. Si può restringere con la cottura o si può restringere facendo un piccolo roux Sì. e lo andiamo a restringere. Però prima lo dobbiamo filtrare. Filtrare. Esatto, per cui alla tua sinistra nel cassetto c'è un filtrino. E questo? Brava. Questo? Tienilo qua. Dai, ti aiuto. Sì. E nel frattempo mettilo qua. Che devo fare? Questo, metti tutto questo. Ah, tutto così. qui, abbiamo finito, ok. Così, e ora lo facciamo restringere, ma prima di farlo restringere, Vi diamo dei consigli Per i utilissimi. consigli, stiamo Consigli vedendo. utilissimi. allora, come vedi come si è ristretto? Ho visto. Di solito si tolgono le verdure, io però certe volte amo mettere, come infatti io ho messo pezzettini di carota, di quelli che avevamo filtrato. Ah, l'hai lasciata un po' così, va E allora, bene. passiamo alla Allora, pasta, dai, dai, tiriamo questa bella pasta per fare questi ravioli del plin. E allora, mi perdoni, madonna. Ecco qua, mettiamo la pasta a stirare. nella sfogliatrice, La si chiama questa. sfogliatrice. Come si chiama questa? Desi? Sfogliatrice. Sfogliatrice. Gli diamo un primo passaggio così. Come si chiama questa? Desi? Sfogliatrice. Abbiamo dato un primo passaggio così. Te lo ricordi come si chiama? Basta, dai. Come si chiama questa? Come si chiama questa? Desi? Sfogliatrice. Sfogliatrice. E ci siamo quasi.
quasi dobbiamo raggiungere un poco la trasparenza, facciamo così, così, stringiamo un'altra botta e alla via così. Ma proprio sottilissimo devi farla. Mm? Eccoci qua, gli diamo l'ultima passata che ci serve così. Ancora una? Sì, con un po' di farina. Ci serve un po' A di te. farina. Eccoci qua. Ok, Ecco. mettiamo questa qui da questo lato così, così, spegni, brava. Ah, mi dai il ripieno? E Eccolo. cominciamo a fare, guarda. Ripieno del plin qua, sì, così va bene, un plin qua, Ecco. qua. Un plin qua. Ok, poi facciamo quasi, guarda, pieghiamo così e con il dito aiutami, fai uscire tutta l'aria. Facciamo il plin? Sì, fai uscire l'aria. Fai uscire l'aria. Chi è che te lo direbbe così? Fai uscire zio l'aria. Gianni. Mio zio Gianni, che parla così. E qua c'è mio zio Gianni. Zio Gianni. E allora, aspetta un attimo che noi prendiamo un attrezzo che me l'hanno tolto di qua. Aspetta, Gianni. Sto dando una ripassata, eh? Brava, brava. Ecco qua, togli l'aria, togli l'aria. Vedi, c'era qui l'aria. Hai visto? Vai, E allora. facciamo così. 1, 2, 3, Mi fai così, rettangolari? 5. Aspetta, non è finita qua. No, ora li correggiamo. Poi facciamo così. Ecco qua. E laddove è troppo largo lo andiamo a stringere. Tanto la pasta recuperiamo tutto, giusto? Sì. Sì. Ecco. E non è finita qua perché ora dobbiamo, vedi queste striscioline che rimangono, uno le fa essiccare un poco e diventano per fare una buona minestrina, Ah, capito? Questo va bene, questo va bene e ora gli diamo il plin. Il plin, ah, che carino è questo. Fammi fare un plin, dai. plinati, Che devo fare? plinati. Lo devo girare? No, qua così, guarda. Plin, Così? un dito su. Brava, non lo rompere l'altro. E allora, eccoli qui. No, non ne ho pronti di questi. Ora però ve li faccio. Qua, qua, qua. E li andiamo a mettere Lì. qua. Dove tu hai messo il sale? Certo, ho messo. È giusto così. Allora, quindi... E questi abbiamo fatto il fondo bruno, che hai visto come è diventato. Bruno? Esatto. Vedi? Come è diventato bruno? Io non lo so. Bruno. Devi dire, parla tecnicamente devo di dire? È cucina che diventato bruno. si è tirato abbastanza. Si è tirato abbastanza. È diventato super a È tramito. diventato Che è diventato? Che è diventato? Super a tramito. A tramito? Super a tramito. Subaratramito. È un termine di cucina Ragazzi, dai, ma smetti. Importante. Ma quindi la pasta la fai con questo alla fine, giusto? Come? La pasta la Certo, fai abbiamo con fatto il quello? fondo bruno e il plin si mangiano col fondo bruno. Ah, ok. Capito? Vabbè. E allora, cominciamo a preparare il piatto. Dai, prepariamo il piatto. Ci Prepariamo sono. il piatto che io come piatto ci vedrei Io lo so questa quale scegli. barchetta. Ah, la barchetta, pensavo l'altro. Quale? Quello al cappello del prete. No, No? no, perché i No, ravioli non tutti ci assommoniati, sta, no. ragazzi, c'è il subaratramito. Assommoniati, no. No. Allora, Ecco qua. Vabbè, che facciamo? siamo quasi pronti perché quando sale a galla già siamo quasi nel pronto. Prendiamo
un ragno piccolo, un ragno piccolo, questo qua, questo. questa ci possiamo spegnere, mi dai un cucchiaio grande, Che sciccheria, ragazzi. e guarda che cosa ti faccio, Questo fondo, uso la mano, questo fondo bruno, preparo un fondo bruno così, supera tramite. dove? Come? Supera tramitato. È troppo, ragazzi, questo, veramente. Non ce lo meritiamo, non ce lo meritiamo. Ah, Il sì. fondo, il PNR. Ecco qua vado, poggio, così. Questo è il primo che hai fatto tu. Eh sì, Questa è una guarda, galleria, vedi non come print. si vede? Dai. Andiamo a mettere il nostro fondo bruno. Scicchissimo, ragazzi, Del veramente. parmigiano. E adesso puliamo e passiamo All'assaggio. E Allora, mettiamo questo qui. questo qui. Però siccome abbiamo sempre presentato due piatti, guarda che ho fatto Certo, io. che hai fatto? E c'era della carne bollita. Dammi. Ah, devi mettere il fondo. E mettiamo il fondo della Dai. carne bollita. Mamma mia, ragazzi, lo vogliamo dire come sono stati realizzati questi piatti? E dillo se sei capace. Con il PNRR? Esatto, con i Dillo. fondi. A questo punto. Allora, prima iniziamo con la pasta, là, con i ravioli del plin. Prego, madonna. Che sciccheria, ragazzi, i ravioli del Plin. Com'era? Ravioli del Plin, Plin. in salsa, Demi-glace. demi-glace e poi... E poi basta, parmigiano. Oh, mamma. Cioè, Ciao. che cosa vuoi che dica? Ciao. Ciao. Non li puoi mettere altri due? No, basta. Dai. No, non li devi finire tutti. L'assaggio è tanto per Ma dire. tu hai detto che non lo vuoi il ristorante stellato. Sì, ma Con l'assaggio quelle è cose tanto così. per. Dai, Lo posso che pranzo togliere? è questo? Lo posso togliere? Lo posso togliere? Vabbè. Fammi finire questo ormai. Allora, E poi dimmi come Buona. ci sta vedi, mi quella tocca il demi-glace su questo pezzettino di bollito, dimmi. Devi sentire la tenerezza di questa carne invece. Signori, a questo punto vi salutiamo. Ringraziamo il presidente dell'associazione cuochi del Milwaukee e del New Jersey, Sergio Sberaldo. Ah, c'entra lui con Sì, i fondi sì, del sì, PNRR? Ci ha sì. aiutato? No, Ci ha che dato una mano? No, è il presidente. Ah, questo della cosa dei cuochi lui è. Vabbè. Fondo bruno, 2 kg di ossa di manzo, 2 carote, 2 di sedano, 2 cipolle piccole, uno spicchio d'aglio, 2 foglie di alloro, salvia e rosmarino quanto basta. Ravioli del Plin con fondo bruno, ingredienti per 4 persone. Per la pasta, 450 g di farina 00, 50 g di farina di semola, 4 uova. Per il ripieno, 500 g di brasato, vedi il brasato su Sicilia Play, 500 ml di vino rosso, una cipolla, una carota, 2 coste di sedano, rosmarino, salvia, timo, parmigiano, sale e pepe quanto basta.